Mostacciolo ripieno a Napoli diventa un bottone, che è sinonimo di buttunato, cioè vuol dire un mostacciolo ripieno, perché a Napoli quando intendiamo dire ripieno è buttunato, quindi diventa un bottone, perché questo mostacciolo abbiamo fatto con mele, con la marmellata di mele cotogne. Quindi si faceva questa marmellata, ovviamente si può fare con qualsiasi tipo di marmellata, e si aggiunge, anche si aggiungeva all'epoca, la parte asciutta, tra virgolette, in questo caso pan di Spagna o frutta secca o quello che si aveva all'epoca nei laboratori, per comporre questo dolce, per farlo essere, diciamo, malleabile alla lavorazione, al taglio e alla cottura. Vi ricordo di andare a vedere tutti i miei dolci natalizi, adesso compare il link come sempre in alto di tutti i miei dolci natalizi, cliccate su questo link e verrete indirizzati su tutti i miei video dei dolci natalizi. Volevo ringraziare sempre tutte le persone che mi hanno fatto una donazione, vi ricordo che sotto la descrizione insieme alle ricette c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Adesso andiamo a fare questo spettacolare mostacciolo ripieno. Allora, la ricetta per i mostaccioli imbottiti ripieni napoletani, cosiddetti bottone, da usare per circa 35 pezzi da 40 grammi, ci servono 700 grammi di pan di Spagna o altre rimanenze di base secca di pan di Spagna. Se vogliamo fare il pan di Spagna facciamo 6 uova intere, 180 grammi di farina 00, 150 grammi di zucchero semolato, più o meno è la dose che servirà per questa ricetta. Per fare la marmellata di mele andiamo a fare 800 grammi di mele già affettate e pulite, ossia più o meno 1 chilo normali, mele cotogne o altro tipo a vostro piacere, 400 grammi di zucchero per le mele nella marmellata, più una bustina di vaniglia sempre nella marmellata di mele. Poi facciamo 250 grammi di mandorle con pelle tostate e poi le andremo a fare a granella, 80 grammi di cacao amaro in polvere, 100 grammi di acqua, 50 grammi di zucchero e 100 grammi di rum secco da 40 gradi in poi, perché se prendete quello là di meno gradazione ce ne vorrà di più e quindi andiamo a compromettere la ricetta. Quindi conviene prendere da almeno 40 gradi in poi. Per la glassa 300 grammi di cioccolato fondente e 300 grammi di cioccolato bianco. Noi in questa ricetta andremo a fare due tipi di mostaccioli imbottiti, la classica forma a rombo e un'altra forma a banana, diciamo a Napoli, perché è curvata ed è glassata col cioccolato bianco con delle strisce nere. La prima cosa che andiamo a fare è andiamo a tostare le mandorle con pelle. La tostatura delle mandorle con pelle praticamente durerà circa 5 minuti, ovviamente 7 minuti, con forno già preriscaldato a 200 gradi. Vedete, io ho preso le mele e le vado a tagliare. Eseguiamo un taglio, vedete, a cubetti non proprio minuscoli, perché comunque poi dopo questo composto va a restringersi. Vedete, vi faccio vedere anche la tostatura ideale per le mandorle, perché devono avere un sapore, questo qua vedete, tostatura dorata, non esageratamente. Ecco, vado a mettere tutte le mele tagliate, lo zucchero che ci serve, vado a mettere tutto lo zucchero e vado a girare continuamente a fiamma abbastanza vivace. Vedete, arriva l'ebollizione, vedete, poi continuate sempre con la cottura, vedete, fin quando non si asciuga tutto il composto. Quando sarà asciugato tutto il composto, adesso vedete che è abbastanza umido, adesso il composto, vedete, si è asciugato ben bene.
e le mele sono arrivate a una bella cottura pure. Ecco, questa operazione dura circa 15-20 minuti. Vado a inserire la vaniglia. Voi se volete potete inserire anche qualche altro aroma a piacere, tipo cannella, solo che noi preferiamo mettere solo per adesso vaniglia, poi aromatizziamo il composto totale dopo quando andremo a impastare. Vedete, facciamo stare altri 5 minuti. Quando il composto risulterà proprio così, vedete, senza aggiungere nessun gelificante, spegniamo sotto al composto e vado a inserire in un recipiente. Vedete com'è bello questo composto di mele, guardate che spettacolo, un profumo bellissimo. Vado a fare il pan di Spagna, volo a volo, come diciamo a Napoli. Ripassiamo un po' il sistema di pan di Spagna: burro, zucchero e uova, scusate. Guardate il composto spumoso. Vado a inserire la farina con una frusta in più riprese, in 3 riprese. In questo caso mi sono preparato anche un ruoto più o meno da 30-32 cm imburrato, infarinato. Vede, ecco, questo è il secondo step della farina ovviamente setacciata preferibilmente. Vado a continuare a girare e il terzo step vado a mettere la terza volta la farina, vado a girare ed è pronta e vado a inserire tutto nel ruoto. Mi raccomando, adesso uscirà la scheda per andare a seguire il pan di Spagna passo passo. Voi cliccate sopra e andrete a vedere direttamente il video del pan di Spagna. Adesso vado a infornare a 200 gradi a forno statico per 20-25 minuti. Dopo 25 minuti il nostro pan di Spagna è pronto, molto semplice. Facciamo asciugare ben bene, non deve rimanere molle, e andiamo a fare la nostra granella di mandorle tostate. Voi potete usare, come vi dicevo, qualsiasi frutta secca. Io ho usato mandorle, voi potete usare anche nocciole, noci, quello che vi pare. Ecco, vediamo man mano che si va a fare a granella. Ecco, vedete, vi faccio vedere tutta la procedura. Ecco, a questo punto le mandorle sono pronte, guardate, in questo modo, in modo tale che abbiamo anche qualche pezzetto di mandorla quando andremo a mangiare il nostro bottone, e lo mettiamo in un recipiente, ovviamente, per poterlo portare avanti e indietro. Ecco, adesso vado a mettere la composta di mele in un recipiente di vetro, perché vado a scaldare un po' a microonde per giusto 5 minuti, in modo tale da avere un composto caldo che man mano poi che andremo a lavorare si va a restringere, quindi avremo un impasto più asciutto. Vedete il nostro pan di Spagna, lo vado a tagliare e lo vado a fare a pezzetti, anche con le mani va bene, uguale, non c'è bisogno di tagliare con il coltello. Vedete, vado a rompere il pan di Spagna così. Per prima cosa andrò a inserire le mele calde, composto di mele calde nel pan di Spagna, è la prima cosa da fare. Vedete che sto sbriciolando un po' il pan di Spagna. Ecco, vado a mettere la composta di mele, vedete è calda, talmente che è calda, si è catapultata da sola sul pan di Spagna, ovviamente, e vado a mescolare. Questo è il primo step. Adesso uscirà anche sulla vostra destra come fare la crostata di mele nel mio canale, il mio video di eseguire la torta di mele. Se volete la potete andare a fare, cliccate sopra questa scheda. Ecco, fatta
questa composta di mele e pan di Spagna. Vado ad aggiustare un attimo la telecamera. Vado a inserire tutte le mandorle. Ecco, vado a inserire le mandorle. Ecco. Esatto, in questo modo il composto già inizia a solidificarsi perché ovviamente si sta raffreddando. Vado a inserire tutto il cacao. Ovviamente questa composta si può fare benissimamente in planetaria. Io lo faccio a mano per le persone che non hanno una planetaria. Si fa un po' un pasticcio, però ecco. Ecco, vado ad aiutarmi con un tarocco o cartoncino, come lo vogliamo chiamare. A Napoli si chiama cartoncino, ma è di plastica, non ho mai capito questa cosa. Vabbè, comunque. E vado a inserire lo sciroppo di rum. Mi raccomando, usate rum di alta qualità, che va almeno dai 40 gradi in poi, fino ad arrivare a 70. Più idratazione alcolica il rum e più viene saporito il nostro bottone, perché riceve molto sapore dalla qualità della rum, quindi conviene. Voi se avete una rum un po' più scadente, magari potete usare qualche fialetta di rum di aroma per aumentare un po' il sapore. Vedete, vado a testare che si può fare, diciamo, una pallina in questo caso, cioè modellarlo, quindi è pronto il nostro impasto e vado a pulire ovviamente il mio tavolo. Sempre la prima cosa, la sistemazione e la pulizia, se no non si può lavorare. E andiamo a infarinare un po'. Diciamo che l'impasto sta giusto 10 minuti, si rapprende ancora di più e andiamo a lavorare con farina, perché comunque è un composto che verrà cotto, non è chissà che cottura daremo, però comunque andremo ad infornare per dare giusto quella pelle al prodotto per poi essere glassato, perché se lo glassiamo così è un prodotto abbastanza molle. E vado a fare l'impasto in due parti, lo divido in due parti uguali e per prima cosa vado a fare dei filoncini con l'impasto, un filoncino più o meno con lo stesso spessore, in modo tale da quando vado a tagliare i pezzetti sono tutti somiglianti tra loro. Vado a tagliare dei pezzi più o meno di 35-40 grammi. Ecco, vado a fare dei rettangoli, non c'è bisogno di chissà che forma, che queste saranno le bananine. A Napoli usiamo fare questo impasto in due modalità, sia a rombo tipo mostacciolo, sia a bananine, perché hanno la forma di banana, giustamente. Ecco, assicuratomi della grandezza somigliante tra loro, vado a togliere l'impasto che si è attaccato sul tavolo per lavorare meglio. Ecco, vado a mettere un po' di farina tra le mani e vado a fare, vedete, prima un bastoncino piccolo e vado a fare la curvatura tipo banana, vedete? E voilà, vado a mettere in una teglia sempre con carta da forno, vedete, ecco, e così via. Continuiamo per tutti, non lo so, mi sembra sono 16-17 pezzi per i due tipi. Ecco qua, ovviamente quello che non c'entrano nella teglia io le ho messe in un'altra teglia da parte per farle cuocere, e questa è la teglia per farvi vedere a voi tutto il procedimento di tutte e due insieme. Vado a fare la stessa cosa con l'altra parte di impasto rimanente e vado a fare sempre un filoncino per poi tagliare. Questa volta però deve essere preciso, perché andremo a tagliare i rombi
che poi saranno la forma, diciamo, dell'ipotetico mostacciolo ripieno che è a rombo, diciamo. Quindi vado a fare una modellatura un po' più attenta di quella delle banane che si deve modellare a mano, e come ad assicurare che sia tutto il filoncino abbastanza somigliante. Posiziono meglio, altrimenti non vedete. Mi vado a munire di un coltello bello che taglia preciso, in questo caso un coltello da cucina. Vado a modellare il primo pezzo in modo tale da non fare ritaglio, sempre curvato, ecco. Vado a fare il primo pezzo, vedete, a rombo, e così via. Vado a tagliare tutto il filoncino, mi vado ad aiutare con farina per non far attaccare il prodotto vicino al coltello, e così via. Continuo per tutto il filoncino, ecco. Completati tutti i rombi, questo lo vado a rappezzare qualche pezzo che mi sembra un po' più piccolo, metto laterale e modello a mano. Ecco i nostri rombi, vedete come deve essere, guardate che spettacolo dentro, marmellata di mele, rum, cacao e granella di mandorle tostate, una vera bontà, vi assicuro che sono ottimi. Vado a posizionare nella teglia da forno, man mano completo la teglia, quello rimanente, come vi dicevo, vado a cuocere in un'altra teglia, secondo momento, eccoli qua, e vado a preparare sempre l'acqua semplice, ovviamente acqua naturale. Vado a spennellare per togliere la farina superficiale, altrimenti andremo a compromettere la cassatura, andremo a inserire praticamente la farina nel cioccolato, non è giusto. Ecco, adesso vado a infornare a 220 gradi per giusto a forno ventilato, per giusto massimo 6-7 minuti, non di più. Vedete, non è che deve avere chissà che cottura. Guardate, adesso vado a toccare, è ancora morbido, guardate com'è morbido, vedete? Deve essere morbido, deve avere giusto quella seccatura, diciamo, di aria intorno, niente di più. Adesso andiamo a sciogliere come sempre il cioccolato a bagnomaria. Vedete, sono pezzi di cioccolato che si trovano in commercio nei supermercati. Ovviamente più è di qualità il cioccolato e più vi troverete con un prodotto al palato più buono. Vado a fare la stessa cosa per anche il cioccolato fondente. Mi aiuto con una forchetta per sciogliere il resto del cioccolato. Man mano vedete che arriverà ad essere abbastanza fluido. Vado a fare la stessa cosa per quello fondente, così mi trovo con tutti e due i cioccolati, diciamo, sciolti già. Nel frattempo faccio quelli bianchi prima. Facciamo prima il colore chiaro. Ecco, vado a prendere le bananine. Allora vi ripeto che i prodotti devono essere ben freddi da almeno 3-4 ore di raffreddamento per eseguire questa operazione. Vado a glassare le banane con un cioccolato bianco. Voi, se volete, le potete fare di qualsiasi tipo di cioccolato, è sempre a piacere. Ecco, vado un po' in difficoltà perché la banana ha una forma anomala per la glassatura. Ecco, e così via. Completo tutte le banane e le vado ad alzare con un foglio di carta da forno al mio fianco. Vedete, io ho utilizzato una rete con foglio di carta da forno sotto e a fianco un foglio di carta da forno per alzare le banane pronte. Casomai ci sta qualche ritocco da fare, lo fate. Vado a togliere tutto il cioccolato bianco che mi servirà per i restanti banane e poi mi servirà per la decorazione su questi al cioccolato. Ecco, sciolto anche il cioccolato fondente, vado a glassare i nostri rombi. Ecco,
e li vado ad appoggiare sempre sulla rete con foglio di carta da forno sotto. Ho utilizzato lo stesso foglio di carta da forno per questi a cioccolato scuro, perché ho tolto tutto il cioccolato bianco da sotto e lo potete utilizzare tranquillamente. Mentre ovviamente ci vuole un foglio di carta pulito per poi alzarli dopo, come lo vedete a fianco alla mia sinistra, cioè alla mia destra, ma alla nostra in questo caso sinistra, e vado ad alzare anche i nostri rombi, vedete? Vi ripeto, dopo sciolto il cioccolato, deve stare almeno 5 minuti più o meno a raffreddarsi e poi, e voilà, è caduto pure a me un rombo. Adesso vado a fare un sacchetto di carta, un sacco a poche di carta, un cono, un cornetto di carta, come lo vogliamo chiamare, carta da forno, e vado a inserire il restante cioccolato bianco che è superfluo, è rimasto, e vado a fare le mie iniziali, scherzo, perché sono delle S che si fanno tipicamente in pasticceria, però in questo caso sono anche le mie iniziali. Vado a chiudere, vedete, il cornetto ben fermo con tutta la cioccolata bianca avanti, vado a fare un taglietto avanti, giusto che posso scrivere, vedete, esce il cioccolato bianco, vado a fare le S, in questo caso della mia iniziale, sui rombi, vedete, e voilà, e voilà. Io ho fatto la S, voi potete fare qualsiasi simbolo volete o disegno, vedete? Ecco qua. Adesso si dovranno asciugare almeno 4-5 ore. Io l'ho fatto asciugare per un giorno prima di farvi vedere poi il seguente del video. Vado a fare la stessa cosa per quelli a banana. Prendo il cioccolato che è rimasto dei rombi fondente e vado a fare una decorazione sulle banane un po' più facile. Vado a eseguire delle normali strisce, vedete, mi assicuro della scritta che venga bene, vado a fare delle strisce nere, in questo caso di cioccolato fondente, sulle banane, ecco, ogni tanto è normale che si ottura il sacchetto, il sacco a poche di carta, perché ci sono i pezzi di composto di impasto nella cioccolata, quindi ecco, e voilà. Facciamo la stessa cosa per questi qua. Io li ho fatti riposare un giorno in modo tale da prenderli, vedete, con molta comodità, senza rischiare di manomettere il cioccolato esternamente, che è bruttissimo. A volte mi è capitato purtroppo nella fretta, adesso non lo faccio capitare più, aspetto sempre al minimo 12 ore. Ecco, e vado a fare il mio pacchetto, vado a fare un tipo per volta, ecco, vedete come sono ben malleabili dati la loro durezza, perché si sono asciugati per bene. Ecco, vedete come sono bellini, e voilà, i nostri mostaccioli ripieni e le bananine sono pronte, eccole, guardate che belle. Vi assicuro che sono buonissime. Adesso andiamo a fare il taglio.
Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bellissimo like. Se vi è piaciuto questo video o altri miei video nel mio canale, sotto c'è scritto condividi, condividetelo sulle vostre pagine dei vostri social. Seguitemi sempre su Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, commentate qui sotto che come sempre vi risponderò a tutti. Le schede che compaiono sempre in alto durante i video, cliccate su quelle schede che vi indirizzeranno a miei nuovi video che non avete mai visto nel mio canale. Ragazzi, sempre sotto alla descrizione, insieme alla ricetta c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Un bacio a tutti, alla prossima ricetta!